ci conosce, penso che qualcuno ci abbia sentito nominare, associazione noi credevamo alla Banca Popolare di Vicenza. Noi siamo l'associazione di medio-piccoli azionisti più numerosa che c'è nella realtà italiana. Io sono il presidente Luigi Gone, lui è vicepresidente Mario Romò, e poi ci sono altri due componenti, c'è Daniele e Lorenzo. Vi ringrazio per essere presenti qui oggi. Grazie Lorenzo. Vi ringrazio per essere presenti qui oggi. Faccio una piccola premessa a quello che è l'emendamento che noi abbiamo già anticipato al presidente Gentiloni. Il fatto di questo emendamento il giorno che è venuto poi in a Vicenza per l'ANCI. Allora, le premesse sono queste. Il decreto che è stato votato dal Parlamento del 25 giugno ci cancella la possibilità di poter far causa alla banca. Ergo, tutti i diritti che noi avevamo come cittadini frodati da una situazione che sta per essere chiarita adesso, ma è tutt'altro che ambigua, nel senso che è chiaro a tutti che il valore delle azioni di quegli istituti non era quello che noi abbiamo pagato, e di conseguenza... Buongiorno. Scusate, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Scusate, tanto sono tutti in ritardo. Non è il tuo sms. L'ho detto. In tempo reale. La sostanza praticamente... no, era storta. La sostanza è questa praticamente. Con quel decreto appunto è stata cancellata la nostra possibilità di far causa all'istituto e veder ristabilito un'equità, perché come esce dalle perizie del tribunale, quindi non sono cose che ci inventiamo noi, il valore delle azioni aveva raggiunto un apice massimo, e resto quello che sono i documenti di fatto, non mi sto inventando niente. Ha avuto un apice massimo di 22 euro ad azione nel 2013, quando noi invece abbiamo pagato 62,50. Oggi, con la messa in liquidazione di quella banca e con l'accusa di aggiotaggio che sta aleggiando all'interno del direttivo della ex Banca Popolare di Vicenza, nonché Veneto Banca, noi ci troviamo, presumibilmente fra qualche mese, fra qualche seduto, ad avere confermate i nostri dubbi. Ce li confermano in sede penale, ma in sede civile noi non potremmo avere risarcito, appunto per il decreto del 25 giugno che mette in liquidazione degli istituti, non possiamo vederci risarcito ciò che avremmo diritto di riavere indietro. Motivo per il quale oggi parlare di eventuali fondi a favore delle vittime è una, passatemi il francesismo, cavolata pazzesca. Perché? Perché se c'è stato aggiotaggio e se il valore era quello di 22 euro, come dice la procura, come dicono gli esperti della procura, ora tutti noi, nessuno escluso, ha pagato 62,50 euro un bene che non aveva quel valore. Ergo, diritto a essere risarciti hanno tutti quei soggetti che hanno comprato in buona fede inteso valore di buona fede, non il motivo per cui l'hanno comprato, il motivo è un'altra cosa, ma il prezzo, se il prezzo era gonfiato, questo non poteva saperlo nessuno se non gli esperti della banca, il CDA e chi di competenza. Di sicuro non chi ha acquistato per poter o avere fidi o mettere i soldi al sicuro, o perché è stato convinto dall'addetto della banca, o per chissà quell'altro motivo. Quindi per ristabilire giustizia e equità noi abbiamo pensato e siamo convinti del fatto che sia giusto che queste persone, questi soggetti, gli azionisti che restano esclusi dei 9 euro di rimborso, che ormai quelli sono andati e non possono più chiedere niente, abbiano indietro il maltolto. Questo emendamento ristabilisce un senso, un principio di equità, un senso di giustizia, perché noi chiediamo, e c'è scritto, dopo lo leggerete con calma, ve lo spiegherà meglio l'avvocato che insieme con noi l'ha studiato, ristabilisce un senso di equità e di giustizia, anche perché teniamo conto che in tutta questa vicenda c'è una banca che si chiama Banca Intesa, che ha acquisito due istituti a un costo ridicolo, perché se 50 centesimi può essere definito l'acquisto di una banca, è un acquisto ridicolo, okay? All'interno del quale, contratto fatto con lo Stato,
Questo istituto, che si chiama Banca Intesa, ha anche degli anticipi dal punto di vista finanziario. Quindi se noi andiamo a dare degli anticipi come Stato a un soggetto forte, non vedo perché non si possa dare un senso di giustizia, di equità e di rimborso a quei soggetti deboli che all'interno della banca ci hanno messo soldi veri. E quando dico veri vuol dire non tasse non pagate, non fondi che vengono dall'estero e non cose che sappiamo di uso e abitudine in questo paese. Noi rappresentiamo 1700 piccoli azionisti, molti dei quali ci hanno messo tutto, ma per non scendere sempre nel personale diciamo le azioni sono state pagate di più? Sì, lo sta dicendo anche la procura. C'è un gap differenziale? Sì. Siamo stati truffati? Lo dite voi politici che siamo stati truffati, no? Perché quando si parla di Zonin nelle varie trasmissioni televisive dicono tutti hanno truffato, hanno. Noi colpevoli ancora non sappiamo chi siano, sappiamo solo che abbiamo pagato di più una cosa che valeva 22 euro. Ristabiliamo equità, questo emendamento va in quel senso, è un emendamento che punta a un anticipo di cassa a parte dello Stato, stiamo studiando anche vari mezzi finanziari per fare questo anticipo di cassa, qualcosa abbiamo già in testa, vi lasciamo però lavorare su questo che è l'emendamento che adesso l'avvocato vi presenterà. Se poi avete dubbi, domande o osservazioni, siamo qui per discutere e lavorare insieme, perché questo è un problema che riguarda il territorio tutto, cioè non c'è né destra né sinistra né centro né nord né sud, qua ci sono soldi buoni di gente che ci ha messo chi la pensione, chi lo stipendio, chi utili aziendali che adesso sono in difficoltà e lo sapete meglio di me. Quindi vi chiedo, vi ringrazio sentitamente veramente, e chi è i presenti, che così diciamo anche chi sono i presenti. Mario? Hai i nomi dei presenti? Sì. Chi sono si possono presentare, così magari li prendiamo pure. Cappelletti Enrico? C'è. Bellotta Raffaella? Eccola là. Giorgio Santini? Chi ha scritto Giorgio Santini? Lei? No, perché scrive come me. Scrive come me. Allora stavo guardando, ho scritto così. Erika Stefani, presente, e Rosanna Filippi, presente. Perfetto. Io vi ringrazio tantissimo per la sensibilità che dimostrate verso l'argomento. Però siamo nel momento in cui il governo qualcosa deve fare e quindi chiamiamo tutti a questo senso di dovere. Prego, avvocato. Salve a tutti. Allora, questo emendamento alla legge finanziaria è stato pensato in maniera da mettere a disposizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze una dotazione di 2 miliardi di euro in maniera da anticiparli alla procedura di liquidazione coatta amministrativa per l'anticipazione di quello che sarà il risultato della liquidazione stessa a favore dei soggetti che hanno fatto istanza di emissione del passivo. Ecco. È evidente che occorreva prevedere al tempo stesso un ordine di privilegi e quindi il comma da aggiungere prevede anche che l'ordine di questa somma che dovrebbe essere erogata sarà poi restituita con un determinato privilegio che è immediatamente successivo agli altri previsti dalla legge stessa. Ecco. Si è pensato in questo senso di prevedere l'aggiunta di una lettera all'articolo 2 del decreto legge del numero 99 del 2017 che prevede appunto che nei 150 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il Ministro delle Finanze con un proprio decreto possa disporre l'erogazione a favore di ciascun soggetto a liquidazione coatta amministrativa, 4 miliardi, cioè sia Popolare di Vicenza che Veneto Banca, e di questi fondi finalizzati al soddisfacimento in tutto o in parte, perché non è detto che siano sufficienti e comunque proporzionalmente all'insinuazione di ciascuno, dei creditori che hanno diritto ad essere risarciti, quali azionisti o obbligazionisti straordinari, e che abbiano presentato istanza di emissione nel passivo.
Ecco, il meccanismo è finalizzato quindi a far sì che queste persone ottengono la liquidazione di quanto insinuato in un tempo che non è quello del recupero, diciamo, da parte della liquidazione coatta amministrativa del recupero degli NPL, ma sia una sorta di anticipazione che lo Stato in questo modo viene a fare, salvo poi recuperare poi in seguito dalla liquidazione degli NPL, dalla liquidazione coatta amministrativa, queste somme. In questo modo è evidente che si ottiene il risultato di erogare a tutti quanti quelli che hanno fatto l'assegnazione dell'ammissione al passivo una somma che li ristora in un tempo adeguato, anziché in quello prevedibile per la liquidazione coatta amministrativa di qualche anno, forse un decennio addirittura, con ovviamente tutti i riflessi positivi per l'economia del territorio. Insomma. Posso chiedere una cosa sola prima di questa la cosa che farete? Immagino sia una cosa poi che a casa si chiedono: ho perso 10.000 euro, questo tipo di ristoro quanto potrebbe ottenere? Ecco, la somma indicativamente, ovviamente mi rendo conto che i calcoli perfetti, allora, i calcoli perfetti sono difficili da fare, spiego perché. Allora, già i dati che ha dato la banca sui ristori fatti sono dati falsati, parlavano di un 80% di adesione al capitale e invece sono rimasti a un 60% di adesione, da come si è capito, delle persone. Quindi scorporare questo da quello che è il capitale è un problema per noi oggi, lo è anche per la banca, perché ancora non ci sanno definire né cosa, né come, né quando, né in realtà cosa hanno ristorato. Scusa, okay? Ho perso una domanda. È un ordine di grandezza di quanto... Una domanda riguardava cosa la conciliazione? Sì, cioè questi 4.000 milioni di euro per le due banche. 4 miliardi, meglio usare 4 miliardi, che le persone capiscono. 2 miliardi 4 per miliardi. banche. 4 miliardi di euro. A una persona che ha perso 10.000 euro, quanto gli arriva? L'ordine di grandezza è fatica perché non sappiamo quanto capitale è rimasto fuori con precisione da quello che era il ristoro dei 9 euro. Quindi possiamo dire se è più o meno della transazione. Più della quelli che non hanno fatto la conciliazione. Sicuramente più della transazione. Sì. Noi abbiamo pensato all'inizio subito come primi soggetti da risarcire quelli che sono rimasti fuori dalla transazione, perché la transazione è stata iniqua sotto molti aspetti, e lo ringrazio per la domanda perché così approfondiamo anche questo. La transazione prendeva tutti quei soggetti che avevano sottoscritto azioni da dopo il 2007, okay? Escluse le aziende, ci siamo? Quindi soggetti che sono rimasti al di fuori della transazione sono numerosissimi, sotto numerosissimi profili. Noi abbiamo documenti che parlano chiaro e sono anche in commissione, ma noi li abbiamo da qualche tempo, che Banca d'Italia sa che il problema di gestione sul valore delle azioni c'è nel 2001, conclamato, noi lo sappiamo, di questa banca. Quindi escludere persone che hanno comprato azioni da prima del 2007, che non hanno mai vendute perché le hanno sempre viste crescere, è una cosa non corretta, non giusta, e noi non vogliamo continuare su questa falsariga. Noi diciamo: chi ha accettato i 9 euro ha già avuto un ristoro, per quanto grande, per quanto piccolo, discutiamone. Noi non lo abbiamo accettato ed eravamo contrari a quei 9 euro, però chi li ha accettati ha già avuto una monetizzazione di un disagio, okay? Chi è rimasto fuori perché non poteva, perché non voleva o perché non li ha accettati, non ha nulla oggi in mano, se non la rabbia e un senso di mancata giustizia, che con questo emendamento si va a coprire. Poi il residuale, perché ci sarà sicuro un residuale, noi siamo stati abbondanti sotto questo punto di vista, il residuale che resta escluso, si può decidere anche di poterlo ripartire verso i 9 euro e tutte le discussioni che ne nascono, però questa è la pietra, diciamo, dell'inizio del progetto di ristoro, del riempimento del disagio. Questa è la pietra iniziale. Oggi parlare di cifre è prematuro, perché se andate in banca a chiedervi quanta gente avete ristorato e ancora non sanno dire le cifre, vi sa solo dire quanto hanno speso, basta. E quanto è rimasto fuori ancora non lo sanno. Parliamo di banche che hanno un libro soci a file Excel, non so se ci rendiamo conto.
Scusa, No, scusa, cioè- sì, per la domanda, già stata fatta mi sembra, sono 2 miliardi complessivi o 4 miliardi? Perché Sono 2 miliardi per ciascuna banca, Due quindi banche. fanno un totale di 4 miliardi. 2 per banca, hanno Solo bocciato. per si stava Veneto. facendo domanda tecnica, senatrice. Sì, 2 per banca. Ci sono i 2 decreti. Io perché- spiego? 2 per banca. Lo fate lui, posso farlo lui? Lei ha detto adesso però eventuale residuale per chi ha accettato i 9 euro, quindi vuol dire che in questi 2 più 2 comunque c'è un'area, avete già considerato un'area di margine? Potrebbe, sì, Ecco, perché abbiamo cercato di essere come più prima avanti hai possibile. fatto un ragionamento dicendo poi Abbiamo cercato di essere eventualmente avete sì, già sì. fatto un ragionamento. Sì, però voi capite bene che è una banca che ci ha sempre nascosto sia i bilanci che tutte le carte possibili che abbiamo mai chiesto. Noi abbiamo lavorato con quello che abbiamo trovato sui bilanci e sul resto. Questa è una cifra che noi abbiamo ritenuto adeguata e probabilmente lievemente superiore al necessario. Con questo senso qua, cioè da poter ripartire verso chi poi ha ricettato i 9 euro su malgrado, perché conosciamo persone che avevano operazioni da dover effettuare e cure da doversi pagare, che hanno dovuto accettare i 9 euro per non andare alla banca a fare un mutuo e hanno accettato i pochi soldi che sono arrivati. Quindi dico, anche qua c'è molto di cui discutere. Dico anche un'altra cosa, visto che comunque so che i vertici di Banca Intesa, e questo è un messaggio che lancio perché Messina ancora non ci ha voluto ricevere, non mi piace neanche l'idea di dire, e lo voglio togliere e voglio spiegare anche questo perché so che siete indaffarati tra Rosatellum e tante altre cose che ci sono in Parlamento, siete indaffarati con 1000 priorità. Voglio dirvi anche questo, non trovo neanche corretto il discorso che fa Banca Intesa o che fa qualche associazione senza associati, perché in queste situazioni così macabre ci troviamo di fronte anche a gente che fa associazioni e non ha associati. Okay? Non mi piace neanche il discorso che fa Banca Intesa, e prendo Banca Intesa perché l'ha fatto pubblicamente. Facciamo un fondo per i disagiati che non hanno 15.000 euro di reddito, 15.000 euro di capitale. Io dico, la signora Maria che ha 80 anni e ha lavorato per 60, che abbia una casa, non è una colpa, è un pregio, e questo non può farle difetto per non essere rimborsata delle azioni che ha comprato. Cioè da questo bisogna uscire, perché se io che ho sperperato e ho 30 anni, per tutta la vita non mi sono mai comprato né una casa né una macchina, e ho lavorato e ho comprato le azioni della Popolare perché mi andava di farlo, vengo risarcito e non risarciamo mia nonna, mia zia o la signora Maria. Penso che siano idee che possono stare solo nella testa di banchieri che guadagnano milioni e che quindi non hanno neanche idea con chi vanno a che fare. Ma è giusto così. Noi che rappresentiamo un'associazione che rappresenta il territorio e voi che di conseguenza rappresentate lo stesso territorio, io vorrei che uscissimo da questa barriera mentale, insomma, perché è pericolosa, è rischiosa ed è classista in una maniera impressionante. Solo una domanda. Nella determinazione di quelli che sono i soggetti che si ritengono, ovviamente, per individuare sono i soggetti ammessi a questo ristoro, l'ho fatto sulla base di chi fa l'istanza di ammissione del passivo. Come ben sa l'avvocato, una cosa è fare l'istanza di ammissione del passivo, una cosa è essere ammesso al passivo, cioè i crediti non è detto che siano accettati. Faccio avvocato del diavolo, eppure io sostengo pienamente. Quello che voglio dire è cercate di prevenire un'eventuale contestazione, cioè questo uno potrebbe dire non è un credito accertato. Sì, questo è inevitabile, ma è una questione sempre di tempi, no? Innanzitutto il fatto che venga data questa dotazione non prevede necessariamente l'accertamento del credito, in quanto se si dovesse arrivare a questo ci sarebbero dei tempi di attesa, perché poniamo il caso che venga l'istanza di emissione del passivo rigettata e questo occorre fare opposizione davanti al tribunale, il tribunale poi ha dei tempi tecnici che sono notevoli, ci va in appello, in Cassazione, ecco. Quindi a questo punto l'emendamento non sortirebbe l'effetto che invece vuole sortire, cioè quello di un'anticipazione della liquidazione e di un ristoro del territorio in un tempo breve. Questo è il punto. Poi la menzione possono essere varie soluzioni che potremmo risolvere. Sì, siamo qua per lavorarci sopra infatti tutti quanti, nel senso su questo emendamento. La nostra idea era appunto quella che diceva l'avvocato, è quella che deve avere il senso di anticipare, no? Un credito che probabilmente verrà e chissà in che parte e poi erogato fra 10 anni, ma non vorremmo neanche che con l'insinuazione al passivo i 4 commissari che ci sono o per definire o decretare o accettare o annullare ci mettessero 4, 5, 6, 7, 8, 9 anni, e allora saremo punto a capo, insomma.
cambierebbe nulla per noi. Penso che sono anche per Vicenza adesso qua brevissimo, dell'udienza per l'omicidio passivo. Scusa, in Veneto per esempio. No, allora noi abbiamo due commissari, due commissari, c'è Viola che è stato nominato e un altro commissario che devono valutare l'emissione al passivo. Se gli arrivano 20.000 emissioni al non passivo, hanno tempo. Ma è già scaduto il termine, per cui deve essere già... No, non è scaduto nessun allora il meccanismo, No, c'era il il meccanismo è un po' Non è perverso. pubblicato sulla Gazzetta. In realtà È stato pubblicato, chiedo scusa se leggo io, che purtroppo ho studiato abbastanza. È stata pubblicata la comunicazione di Banca d'Italia che comunica la messa in liquidazione delle due banche, ma stranamente non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale i due decreti, quindi è strana questa cosa. non è strano. Sì, io uso un termine sbagliato, e l'insoluzione al passivo, i tempi decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quel decreto che non è pubblicato. I termini sono ancora aperti, quindi no. No, devono ancora iniziare a decorrere perché il decreto non è stato ancora pubblicato, ma c'è stato Perché non stranamente? Scusa, questo mi interessa. Perché Perché attendono la due diligence prima di pubblicarlo. Attendono la due diligence che dovrebbe essere finita il 15 giorni. Sì, in maniera da avere un sulla transazione, diciamo. Chiaro preciso. È credo anche un po' una sorta di favore che è stata fatta dal ministro in maniera che ci fosse tempo anche di preparare. Una domanda, nell'elenco di questi, mi aggaggio un po' a Santini, i possibili fruitori di questo eventuale stanziamento fanno parte sono tutti quelli o di più di quelli che del perimetro dei soci che hanno aderito, cioè vi spiego, erano circa 100.000 soci che rientravano nel perimetro definito dalle due banche per la transazione. Va oltre. Va oltre, quindi i circa 30.000 che non hanno aderito, più tutti quelli che dicessero ci provo. Allora, questi vanno, tutti quelli che hanno diritto di insinuazione al passivo come emendamento, con il residuale, siccome quelli che hanno accettato i 9 euro non possono fare l'udienza di emissione al passivo. E quello discutibile pure quello, Bene. che il revocatorio deve andare. Se ci fosse Per la legge umana dovrebbe revocatoria. Vabbè, comunque, a parte questo, l'idea è proprio quella, no? Di risarcire prima, come ho detto, quelli che non hanno accettato i 9 euro e quindi con l'insinuazione al passivo. E dopo di conseguenza con gli avanzi, in base ai numeri dichiarati dalle banche. Scritti nei giornali, perché le banche hanno dichiarato... No, c'è le comunicati ufficiali. Sì, però non è chiaro e le diligence devono ancora finirla. Quindi... Non parlo all'epoca, sì, grazie. Sì, ma all'epoca, direttore, abbiamo avuto a che fare con Iolio che diceva che con 1,5 miliardi risolveva il problema, ne sono stati spesi 3 e siamo alla carità, quindi io dei numeri di questi signori mi fido niente, se lei permette. No, permetto perché ho cominciato a credere. No, perché se ho dovuto fare un'associazione e pagarmi anche degli esperti per sapere queste cose, cioè arriviamo veramente all'assurdo su questa vicenda. Scusate, ma ho una malezza in corpo che... Quindi questa è la linea che noi stiamo cercando di seguire. Ripeto, questo è un primo incontro, se volete possiamo farne un secondo prima del bilancio per capire che difetti può avere, e ne avrà di sicuro moltissimi, questo tipo di emendamento e raggiungere un filo comune. La nostra idea è proprio questa, cioè cercare di raggiungere un filo comune perché il disagio, ripeto, secondo me è bipartisan, è del territorio veneto come lo è di quello lombardo, come lo è di quello siciliano, come lo è di quello friulano. Abbiamo chiamato anche, ve lo dico per essere chiaro, i senatori di quei territori che qualcuno ci ha risposto, qualcun altro neanche ci ha risposto. Faremo presente a tutti e ripeto, rinnovo il mio ringraziamento personale e di tutti i miei associati ai signori che sono oggi qui presenti. L'unico postile che faccio è che c'è la senatrice Bonfrisco che ci aveva detto che doveva esserci ma è rimasta in treno e quindi glielo passeremo per... sì, c'era un po' di difficoltà. Questa è un po' la linea del nostro emendamento. Ripeto, non è perfetto, è da modificare, sono d'accordo, però le linee di principio che noi abbiamo cercato di seguire sono quelle dell'equità. Quindi questo volevo che e della velocità soprattutto, esatto, perché c'è gente che purtroppo 10 anni non li può aspettare. C'è gente che non può aspettare neanche 6 mesi. Messina ha detto 2000 ultratuntenni, 2000, solo dopo la licenza. C'è gente che ha aspettato più che a sufficienza. Messina l'ha definito in
conferenza stampa hanno registrata, definito truffatori e senza cuore chi ha truffato anche 2000 ulteriori. Sì, vabbè, quello che dice Messina, se parla senza avere il portafoglio può pure parlare per quanto mi riguarda. Ma è un dato ufficiale comunque, sì. Fa comodo per quello. No, qui ci sono, io l'ho letto attentamente, cerchiamo di valutarlo e anche naturalmente dal punto di vista dell'impianto o questo emendamento sono qualcosa che vada a verificare tutte le possibilità che ci sono per entrare in questa area, diciamo, che è rimasta appunto esclusa per le procedure obbligatoriamente seguite dal governo nel fare il decreto. C'erano veramente alternative, questo pensateci un attimo anche voi, ma dal punto di vista anche di azionisti il limite fondamentale, come sapete, in questa operazione qua riguarda gli aiuti di Stato, al di là della quantità che ovviamente non esiste, perché tutta la legge non esiste proprio, tutta la legge di bilancio ha un margine di 5 miliardi che deve finanziare tutte le operazioni che vedete. Quindi, ma quello è un problema che eventualmente, essendo un'anticipazione, si può giocare in termini. C'è il problema degli aiuti di Stato, perché il motivo per cui il decreto è stato fatto così. L'aiuto di Stato è verso l'istituto, qui non si aiuta l'istituto, qua si aiutano i risparmiatori. Anche sui risparmiatori è la stessa cosa. No, ma chiedo scusa perché il meccanismo è lo stesso, si è usato lo stesso meccanismo che è stato usato nel decreto per evitare che ci fossero aiuti di Stato. Sì, appunto, cioè esattamente, siccome nel decreto si è usato il meccanismo della garanzia della SGAE, della garanzia sugli NPL, lo Stato non mette niente di suo, mette una garanzia sul fatto, perché per fare in modo che gli NPL vengano valorizzati il più possibile, se non venduti come è stato con un fallimento rovinoso, ma valorizzati il più possibile, no? Quindi col tempo, che in questi casi è anche un valore. Però di fatto, mi perdoni, anticipa i soldi al due diligence lo Stato, per conto di un'impresa. Anticipa i soldi alla due diligence e non solo, dico lo Stato, no, facciamo un esempio concreto, no? La due diligence che sta finendo adesso Banca Intesa è pagata cash dallo Stato italiano, no? Che poi si rifà come anticipo di cassa sugli NPL. Noi abbiamo usato lo stesso posso dire, allora, nella redazione della mozione della nota dell'approvazione del DEF, che è, della nota del DEF che è il padre della legge di bilancio, noi abbiamo inserito questa cosa qui, no? Ovviamente parlo delle mozioni di maggioranza, poi anche altre l'avevano inserito. Abbiamo dovuto cambiarla 5 o 6 volte la dizione perché il governo la accettasse, sempre facendo riferimento nei limiti concessi, perché qualsiasi questione che prevede esborso di denaro pubblico, in questo caso del Ministero, del bilancio pubblico, eccetera, deve rispettare rigidamente la normativa sugli aiuti di Stato, e se non è finalizzata in termini precisi a un risarcimento di una truffa dimostrata, eccetera, ha purtroppo queste implicazioni, in quanto verrebbe dato questo meccanismo in quanto azionisti, no, di un'azienda, cioè di una banca in questo caso, e quindi erano parte integrante del capitale di questa banca, cioè dal punto di vista del concetto. Allora, il problema, ripeto, non è, questo è un problema sul quale, come sapete, è fallita la storia di Atlante, è fallita la storia, cioè le possibilità, quindi sono già state tante vittime su questo meccanismo qua dell'aiuto di Stato, della impossibilità di entrare nell'aiuto di Stato, per cui il decreto è stato proprio su un filo sottilissimo tra necessità di salvare l'attività e di salvare tutto quello che c'era possibile salvare, di preservare la massima valorizzazione degli NPL, che sono una quantità ingente, e quindi tra l'altro voi stessi fate affidamento su questo qua, no? Dite, è da qui che viene fuori la possibilità poi di... noi ci siamo affidati ai conti del governo. Siccome il governo ha fatto il lo stesso concetto, cioè viene buono anche per la vostra causa adesso. Siccome Baletta ci ha raccontato delle cifre ogni volta, noi su quelle cifre abbiamo scorporato quello che restava, Baletta ci ha detto cosa restava in tasca per noi, noi l'abbiamo preso e l'abbiamo inserito qua. Quindi se i conti sono sbagliati, vabbè, ma io infatti a Venezia, Baletta, viene anche il Parlamento, il governo, lui o chi per lui. Quindi il punto è che io l'unica riserva, ripeto, al di là della quantità, al di là, è quello del meccanismo che riguarda
a mio avviso purtroppo abbastanza evidente, può darsi che non sia così, se non è così cioè il governo ci dirà che io colgo il suo suggerimento e dico anche questo, abbiamo pensato anche un modo, e stiamo definendo anche un modo per cui lo Stato non si esponga né col debito né pensando a un tipo di meccanismo simile ad Atlante che possa fare l'anticipo di cassa. Noi stiamo pensando a un tipo di soggetto del genere. I sistemi bancari, le altre banche vi pagano? Allora, non esattamente le altre banche, non esattamente le altre banche. No, nel senso che non esattamente le altre banche. Esaurito la spinta propulsiva ci stiamo riflettendo sopra, avremo un'idea più chiara appena guarderemo meglio il quadro, diciamo, economico sul quale ci stiamo andando a muovere. Certo che, dico, la riunione di oggi ha anche questo presupposto, nel senso di stimolare voi, i vostri uffici a trovare soluzioni, diciamo, fattibili, no? Quindi se un meccanismo come Atlante ha funzionato per la banca, può funzionare anche per i risparmiatori, no? Dove trovare i fondi adesso ci pensiamo e ci stiamo pensando, insomma è un compito che sta a tutti, non solo a noi, insomma, non solo all'avvocato, non solo a me, non solo a sono una buona provvista, sono una buona provvista, tutti ne parlano, però dico, sono una buona provvista, tutti ne parlano perché io non li ho mai visti. Certo. Sono un po' come gli alieni, insomma. Ricorrevo, sarebbero una buona provvista. Vediamola così. Ma io se posso prima fare una considerazione, io credo che se gli NPL fossero stati effettivamente remunerativi, se li sarebbero tenuti qualche intesa, il governo le avrebbe date da credo che dalla liquidazione in quanto amministrativa non salterà fuori nessuno euro. Quindi ben venga un'iniziativa di questo tipo, d'altra parte che noi avevamo presentato emendamenti, che sono stati bocciati di notte in commissione, uno dietro l'altro, veramente a mitragliette automatiche, quella sera in cui si è discusso del decreto banche popolari venete e effettivamente nessuna modifica era stata considerata perché sono stati bocciati tutti. Sì, però io volevo oggi, perdonatemi, io capisco il lastio anche politico, ne ho anch'io tantissimo di corpo e lo dico sinceramente con tutti. Oggi facciamo anno zero, nel senso siamo soci, siamo azionisti, risparmiatori, senatori di tutti i gruppi, abbiamo scelto di prendervi dentro tutti perché io penso che il problema sia di tutti, al di là di quello che è la lotta politica, perché se devo dirla tutta, visto che io ne ho per tutti, compreso il 5 Stelle, compreso il PD, ne ho per tutti, partendo dalla Pupato che ci ha chiamato speculatori fino a 20 giorni fa, infatti non l'ho invitata, perché per me le persone, indipendentemente dal titolo, hanno una faccia e una parola. Se vanno al di là della loro parola, prima dicono una cosa, poi dicono l'altra, io li elimino, lo dico subito. Quindi a me non interessa né il partito né le promesse, io guardo i fatti. Glielo dico perché purtroppo ho assistito anche a dei discorsi del senatore Girotto, penso che sia il senatore, che non mi sono piaciuti proprio per niente, con la responsabilità di essere anche in commissione banche a cui noi non siamo andati, perché è una commissione nata morta, deve dare il responso fra 6 mesi, fra 6 mesi saremo a elezioni se Dio vorrà, no? 3 mesi? Già eletti anche. Quindi saranno eletti, sì. Quindi sì. E se vuole che ritorno sull'argomento buona parte dei presenti non lo potevo parlare con io credo che la volontà da parte almeno parlo per me facciamo finire solo per dire che questo è l'anno zero, quindi se possiamo fare una cosa io lo capisco perché si deve parlare degli aiuti di Stato quando si tratta di considerare delle somme rilevanti ma che vanno ai truffati, che vanno comunque in una direzione che ha una sua giustificazione, e non sono aiuti di Stato i 5 miliardi di euro che sono stati regalati dall'intesa, perché quelli non sono aiuti di Stato, questi invece sarebbero aiuti di Stato. Io qua credo che il problema non sia tanto aiuti di Stato, io qua credo che sia il problema sia trovare le coperture. Allora io mi permetto, e qua mi fa piacere che sia il Santini, di fare 3 proposte che non sono magari proposte, ma le metto sul tavolo. Primo, il cosiddetto fondo dei cosiddetti conti dormienti, che è molto rilevante, che è già previsto l'utilizzo di quei fondi proprio per i problemi relativi alle truffe nel settore bancario. E
potrebbe essere una copertura, a totale copertura di questo importo richiesto. Altra possibilità, ogni anno, grazie al decreto IMU Banca Italia sta con assegno di 400-500 milioni e lo va a distribuire alle banche che sono partecipate in Banca Italia. Allora, questa è una cosa che non era mai successa nella storia della Repubblica Italiana. È iniziata in questa legislatura dal 2013-2014, non ha nessuna ragione di continuare ad esistere, perché non c'è nessuna ragione né di diritto né economica né politica per cui ogni anno la Banca d'Italia sta in assegno di 400-500 milioni alle banche di cui ne fanno parte, perché non c'è non sono dei servizi che vengono corrisposti per il pagamento di questi dividendi. Per cui da quella cifra si potrebbe in 4 anni arrivare, in una previsione di qualche anno, arrivare ad una copertura di tutto l'importo. Terzo, ma non ultimo, con questo intervento del Popolari Venete, il fondo interbancario di tutela, di garanzia, ha risparmiato 13 miliardi. Ha risparmiato 13 miliardi. Di risoluzione? Sì, che sono tutti i conti correnti, eccetera, eccetera. Altrimenti avrebbero dovuto sganciare 13 miliardi. Visto che hanno risparmiato 13 miliardi, potremmo chiedere cortesemente di aprire la disponibilità ad integrare un fondo di 4 miliardi che comunque è il 30% di quello che avrebbero speso e ne avanzerebbero comunque un buon 70% di guadagno? Sono domande che ci poniamo anche noi. Aspetta, adesso solo per completare l'informazione, il fondo di soluzioni bancarie, sapete come è finanziato, no? Cioè per avere quei soldi, per far fronte a quello che ha fatto fronte, le principali banche sostanzialmente hanno anticipato, non so, 6 o 7 anni già di pagamento della loro quota, cioè tanto per avere l'idea di bene situazione. Sì, ma anche i soci hanno pagato quei soldi lì, no? Anche i soci hanno versato le quote. Così no, è una valutazione etica. È vero che le banche hanno versato. Tante banche non hanno versato, sì, però, perché per far fronte ai soldi che sono serviti nelle 4 banche. Sì, ma piccole. I dormienti, 2 miliardi. Sì, ma i dormienti e di No, Banca Italia prevede tutti i crediti fiscali delle banche stanno. Tutti i crediti fiscali delle banche che non hanno nessuna ragione di esistere. No, su quello non. E concludo tecnicamente perché qui se non ci fosse stata l'omissione a parte di Banca Italia non saremmo ancora qui oggi in questo tavolo. Considerare che di andare in Banca Italia a prelevare queste risorse avrebbe anche un significato etico, perché andiamo a far pagare i responsabili di questo disastro. E non è cosa da poco. E non Per poi essere pragmatici ipoteticamente, sappiamo che la legge di bilancio ormai ci vuole alle porte, parte tra l'altro dal Senato, cioè io e il senatore Santini siamo in corso di bilancio, i tempi tra l'altro sono abbastanza ristretti, non so, il termine per gli emendamenti di commissione sono il 10 novembre, se non ci sono spostamenti il 10 novembre, quindi io credo che questo sicuramente è il primo tavolo, è importante che ci siamo trovati, però sul quale celermente lavorarci, sì, perché spiegando quella sì. esigenza per i tempi comunque si restringono, abbiamo già fissato anche quelle che sono le scadenze di commissione e sappiamo che il passaggio fondamentale sul quale possiamo lavorare, chiaramente cercare di lavorare per le soluzioni, è in commissione, dove penso che tutte le forze politiche quando ci siano preclusioni, nel senso che questa è una battaglia di diritti e di giustizia e sull'equità, quindi credo che insomma ci sia un ragionamento sul potenziale ovviamente di quello che sarà la legge di bilancio oppure di altre soluzioni che oggi si sono prospettate sulle quali ragionare, ecco, però è chiaro che dobbiamo darci dei tempi certi veloci per arrivare a costruire un emendamento possibile, insomma, una presentazione di emendamenti che sia ovviamente costruttivo ma che sia anche rispondente a quelle che sono poi le esigenze di copertura. Chiaro che la tempistica, voi parlate di tempi, già c'è chi è troppo aspettato, anche vero si può anche ragionare, io non so, propongo però poi mi confronto con gli altri colleghi anche implemento un piano che possa essere biennale, triennale, insomma una valutazione che possa impiegare queste risorse non nell'unico, cioè in un esercizio unico di bilancio, ma anche un ragionamento che vada in un tempo che sarebbe sicuramente inferiore a quello che potrebbe prevedere un eventuale intervento. Cioè, è una, lo so che
può sembrare negativa la proposta perché No, comunque aspetta anche un giorno in più. È una proposta Però se può essere più decente della prospettiva che ci aspetta. ecco, se poi si dà delle priorità, cercare delle priorità, perché non valutare anche, non so, che la valutazione anche non c'è dubbio, sono considerati però bene l'attività finale. Certo. Direttore, grande direttore, solo 2 secondi. No, io quello su cui volevo richiamarvi era questo. Noi adesso stiamo lavorando anche con le regioni, quelle più colpite, Veneto, Lombardia e Friuli, per mandare una risoluzione a sensibilizzare i governatori, no? Perché io voglio essere chiaro, ripeto, ringrazio i presenti per la sensibilità che dimostrano, quindi a livello personale non posso che ringraziarvi. Questo però è un problema sociale, economico e del territorio, quindi noi non escludiamo nessun soggetto. Siamo andati a rompere le scatole a Gentiloni, puntiamo a fare un altro, come poi vi avevo detto prima, come un altro appuntamento prossimamente con quelle che sono le vostre valutazioni, se avete voglia di collaborare con questo progetto. Qualunque tipo di osservazione va bene, ripeto, anche quello che ha fatto la senatrice Bellot a noi come prospettiva è migliorativo rispetto al niente che abbiamo oggi, perché non abbiamo niente, se non parole per fondi vittime, dove, ripeto, se un prodotto è stato sovrapprezzato, le vittime sono tutti quelli che hanno comprato. Quindi anche mettere la parola fondo per le vittime è prendere per i fondelli la gente, no? Allora, parlando di cose concrete, ripeto, noi stiamo muovendo con il territorio e con le regioni, abbiamo presentato in Veneto, Lombardia e domani lo faremo in Friuli, delle risoluzioni che vanno su questa ottica, perché la cosa importante è che ormai le elezioni sono alle porte, io ve lo dico proprio fuori dai denti, non mi sono mai occupato di politica e ne sono sempre stato distante, ma con il decreto del 25 giugno la politica si è occupata di noi. Io non starò inerte alle prossime elezioni se non arriveranno i soldi. Io lo ripeto senza vergogna, ho dichiarato in assemblea per tutti i nostri soci che venderemo il voto a chi ci darà i soldi. Quindi se i soldi arriveranno di concerto col Parlamento, io sarebbe anche un piccolo reato da non farlo. Beh, guardi, no, se mi permette i reati se mi permette ma guardi, capisco il dramma. C'è chi lo fa sotto panico, e io le rispondo anche volentieri a questo. No, guardi, di reati in questa benissimo che di reati in questa vicenda materiale, non è una transazione col singolo parlamentare che vi porta vogliamo fare una scaletta di chi ne ha fatti di più o di chi ne ha fatti di meno. Al di là delle battute le dico questa verità che resta nostra. Su questa vicenda di reati penso che al di là di quelli che sta visionando la procura, facendo il favore a Banca d'Italia Consum, dicendo ostacolo alla vigilanza, che è una barzelletta, perché l'ostacolo alla vigilanza in questa situazione è una barzelletta, perché ripeto, abbiamo carte del 2001 che dicono che Banca d'Italia sapeva, quindi non può Banca d'Italia dirmi ci hanno ostacolato a vigilare dal 2001 che lo sai, un colpo suona il campanello, la seconda bussi la porta, la terza dovresti anche sfondarla, visto che dovresti essere a garanzia del sistema. Comunque, al di là di questo, visto che di reati comunque penso ce ne siano abbastanza in questa situazione, io sono contento di compiere il reato che compio, quello di vendere il mio voto, perché se è una colpa rimborsare chi ne ha bisogno, voglio essere colpevole, senza contare che sono stato denunciato e ho un procedimento di richiesta di archiviazione perché sono andato a trovare Baretta e mi hanno chiuso fuori dai cancelli. Quindi no, qua a Vicenza, si figuri se io poi già a Montebelluna, a Vicenza, a Montebelluna lascio Torta, Sant'Uomo, sì, esatto. Quindi dico, voglio essere colpevole di aver rimborsato la gente. Se voi la sentite di essere colpevoli con me, io compagni di cella me ne prendo volentieri. Non c'è più posto. Pesante. Intanto, penso avesse già detto prima, si scusa Gusin perché... Lo so, mi aveva chiamato. Ecco, vabbè. E doveva esserci anche Tosato che è in commissione d'inchiesta Paolo. Ecco, c'era una cosa che prima... No, scusi. No, una cosa che ho dimenticato prima quando giustamente lei ha evidenziato che la domanda
di sì, rimborso sarebbe a chi ha semplicemente presentato l'istanza di ammissione. Oltre alla questione della tempistica c'è anche una questione di simmetria con la transazione, nel senso che la banca ha trasato con coloro che erano semplicemente azionisti o obbligazionisti, senza andare a vedere se erano stati truffati o meno, quindi non si vede perché in questa sede si debba creare il discrimen relativamente all'essere stato ammesso o non a passivo. Questo era un altro. Sì, era soltanto una questione di date, dal 2007 in poi, prescindeva dalle motivazioni. Quindi c'è una simmetria di... Ora, nell'ottica di creare ovviamente anche un modo di lavoro, perché allora, errori, crimini, disastri sono già stati fatti e su quelli ho paura che non si riesce a tornare indietro. Cioè ricostruire Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, è impossibile. E per dare forza, ma è un suggerimento che posso dare anch'io, perché visto che ci siamo qua tutti anche, a prescindere che anche noi come gruppo, come Lega Nord, avevamo fatto una serie di emendamenti che prevedevano una forma di ristoro e adesso io mi riservo di verificare come l'avevamo strutturato e ovviamente suggerire, ma soltanto questo è un confronto di tipo diverso, per dare forza anche alla vostra azione, no? E ci sono molte comitati, associazioni di azionisti e risparmiatori. È possibile lavorare in coordinamento per dare più forza al messaggio, no? Cioè, penso che l'emendamento sia condiviso da tutti. Cioè, oddio, aspetta, sto dicendo una cosa sbagliata. Esatto, brava. C'è qualcuno che la condivide, d'altra parte... E che cosa vorrebbero allora? D'altra parte vi ripeto, siccome ci sono associazioni, ci sono delle associazioni senza associati, no? Che la senatrice Puppato conosce molto bene, perché poi vengono dalla stessa scuola, io non pretendo di andare d'accordo con tutti, non voglio neanche rappresentare tutti. Ci sono... questo penso che sia... io penso che sia... punto a rappresentare gli interessi dei risparmiatori di questa vicenda che sono stati incastrati. Chi non è risparmiatore, chi non è in questa vicenda e chi ha altri interessi a me non mi interessa e non li giudico e non me ne frega. Allora ci sono molto chiaro, spartiamo questa... Non me ne frega. Posso chiedere voi eravate all'incontro del Senato il giorno? No, noi non andiamo in commissione banche, siamo stati... Non era la commissione banche. No, il 4 ottobre ci sono stati svariati incontri. No, il gruppo del PD ne ha organizzato uno in Senato, a cui poi è seguito anche un incontro, non so se siete andati con il sottosegretario che doveva esserci in quel giorno, non è potuto venire. Certo. Ci sono visti credo 5-6 giorni dopo da qualche parte, a Venezia o a Se vuole le dico anche perché non sono andato. Io non conoscevo tutti, io non conoscevo tutti. Ho avuto il piacere di conoscere Don Torta, che non avevo mai avuto il piacere di conoscere. Lui altre associazioni di consumatori, di risparmiatori, eccetera, voi non ce l'avate. No, le spiego perché. Don Torta da santuomo come Gesù può girare anche con Giuda, tanto la sua figura santifica tutti. La mia, siccome no, chissà mai che giriamo. No, guardi, purtroppo io giro poco viaggiare sullo stesso treno. Le dico anche questo. Noi non giriamo, noi facciamo proposte sane e concrete, siamo tra le poche associazioni che non volevano la SPA, siamo tra le poche associazioni che hanno bocciato il bilancio, sono tra le poche associazioni che hanno incontrato Baretta, che mi aveva promesso delle cose che non ha mantenuto, quindi andare a manifestare in accordo col governo per poi essere incontrati, dico, non porto giù nessuno, incontriamo il governo a porte aperte e parliamone. Se non è così trasparente non c'è mio interesse e della nostra associazione a partecipare. Punto, chiuso. Il Senato è un luogo con le porte aperte, non è un luogo con le porte chiuse il Senato. No. Tra le 8 di mattina e le 11 di mezzanotte. Guarda, io ci sono stato una volta che ho detto lei era nata, no, allora fuori. Però... Questo vale per la media. No, ma le fornivano la gravata. Che noi siamo anche le donne sono libere, sono le uniche, sono le privilegiate. Non sono ma per tornare a noi e torniamo al concreto, scusate, mettiamoci una data dove possiamo incontrarci tutti con qualche idea o se no ditemi voi come si vuole procedere. L'unica data possibile per gli emendamenti è tra pochi giorni. Per esempio oggi cos'è, venerdì o sabato? Oggi è venerdì 27. O sabato, venerdì o sabato prossimo, perché dopo... Io ci sono il 3 venerdì prossimo, no? Il venerdì prossimo c'è CSM. Venerdì mattina noi siamo al CSM. E poi noi della bilancio da lunedì 6 siamo bloccati da noi, siamo là. Io ho visto l'altro della martedì. Noi ci adeguiamo alle vostre esigenze, esatto.
parte 10 giovedì abbiamo queste banche, tra l'altro, anche con le parti ma non ci fanno entrare. Lui sono quanti che sabato mattina per chi è disponibile arrivare o sabato pomeriggio? Manifestazioni, ma sabato 4. Sabato 4 novembre però fa parte sentiamo le celebrazioni. Cos'è che c'è sabato 4? Scusate. sono le forze armate Di rappresentanza non c'è capisco, ma purtroppo noi abbiamo anche tra virgolette doveri. No, forse è per quello che non lo so. Non è questione di snobismo, è questione di... No, ci mancherebbe. Ripeto, ringrazio tutti i presenti. No, ma ci mancherebbe. Venerdì pomeriggio? Sì, venerdì infatti pomeriggio. Se no, quest'ora va bene. Tarda mattinata. Va bene quest'ora? Sì, no, questo come orario va bene perché se c'è anche un impegno, se c'è un impegno, un'ora c'è per... Venerdì 3. Il CSM a che ora c'è? No, venerdì 3 c'è la roba di Marghera. Ecco, segnalo tutti un piccolo errore di cui mi sono reso conto. No, non parlo di La lettera da aggiungere non è D, ma è E. Dove? Sempre la lettera D dispone entro 50. È lettera E, che ve ne spiegavo adesso. Succede anche. Comunque io approfondirò perché Sì, allora, certo, ma adesso naturalmente premesso che siamo tutti d'accordo che dobbiamo trovare una soluzione, no? Questo uno che guarda, dice, tutte le premesse che lei fa è ragionare in maniera concreta di trovare una soluzione che sia percorribile, no? Perché io alla sentenza dell'otto vediamo morire cose che tanti emendamenti in tutti i modi, anche quando sono giusti, no? Per vari motivi. Allora, io credo che la strada, così almeno chiudiamo. la strada che vorrei approfondire più che questo meccanismo dell'anticipo che dite voi, eccetera, che ha una serie di problematiche sia di quantità ma soprattutto di vincoli, possa essere quella invece di creare una sorta di automatismo, sarebbe già secondo me un miracolo, sul rientro dagli NPL sostanzialmente, insomma, un meccanismo così, cioè io penso che bisogna perché mano a mano che sì, la roba adesso vorrei approfondirlo perché tra l'altro il discorso del fondo vittime aveva un piccolo fondamento nel fatto che ne esiste già uno che è vittime dell'usura, che assomiglia un po' e che quindi c'è un strumento, adesso al di là di chi l'ha proposto non lo so, però io l'ho approfondito perché esiste, però non è tanto utilizzabile a mio avviso perché il fondo per le vittime dell'usura è un meccanismo che agisce una volta accertato in modo puntuale su ogni singolo caso l'esistenza dell'usura e quindi è, come dire, improponibile nelle vicende collettive sostanzialmente, insomma, come criterio collettivo. Dopodiché se si creasse un meccanismo per cui vincolandolo anche perché lì c'è una protezione forte in quei NPL, c'è la garanzia dello Stato, no? Che lo Stato conta la messa perché conta di recuperarla, cioè che non agisca mai quella garanzia là, quindi se la SGA facesse in modo di lavorare, di ottenere, adesso qualcuno dice la licenza bancaria, qualcuno dice che basta la 130 per poter operare lo stesso, non è necessario dare la licenza bancaria, eccetera, a nostro avviso lì potrebbe essere che una norma potrebbe dire, naturalmente con tutti i casi di eccezionalità, di asistematicità necessari, perché sennò si entra nei meccanismi che dicevo, che dicesse si può fare un ragionamento che per esempio il 20%, il 10%, l'80%, adesso qui poi troveremo che mano a mano che entro il primo anno, entro il secondo anno, come dicevo prima. Torniamo nel problema dei tempi però. Lo so, ho capito, però sì, però il problema dei tempi devo collimare. È comunque è per io approfondirò questa cosa qua prima di venerdì in modo tale che poi. Per fare qualcosa che sia realistico. Sì, perché poi alla fine nessuno può fare un emendamento di spot di buttato. Allora il nostro presidente di commissione, che è una persona tra l'altro amatissima,
benevola, buona, pacifica, non è venduta, no. un uomo di 150 kg, quindi no, si chiama Tonini, Ed è di Borgo Valsugano. ha due forbici in mano molto taglienti che riguardano l'ammissibilità degli emendamenti e che riguardano la materia e la copertura. E quindi lui, se non ravvisa materia o contrasto con norme europee, eccetera, eccetera, o ravvisa mancanza copertura, non li ammette neanche a discussione gli emendamenti, quindi bisogna formularli in modo tale. Noi siamo in regime, come sapete, di articolo 81 della Costituzione, approvato nel 2012, che praticamente se mettiamo che escono 4 miliardi dobbiamo dire che ci sono entrate per 4 miliardi intanto, e poi eccetera eccetera. Ripeto, se i conti di Barletta tornano non ci sono i soldi. Sì, no, ma infatti ci sono in quel meccanismo là che dicevo io, ci sono in quel meccanismo là. Allora bisogna formularlo in modo tale intanto che risulti ammissibile, cioè discutibile, e quindi perché l'ammissibilità vuol dire che poi noi i sostenitori degli emendamenti in commissione bilancio facciamo una bella trattativa col governo per vedere come rispondere in tutto o in parte, insomma, a questo emendamento. Dopodiché, e quindi prima roba bisogna evitare che cadano alla prima curva, no? Cioè al primo passaggio. Seconda cosa che vi assicuro io succede a quasi tutti gli emendamenti che vengono portati in legge di bilancio, perché sono fatti in maniera mettendo la stessa copertura sullo stesso fondo, che a un certo punto per definizione non è un fondo, no? Ecco. Dopodiché, fatto questo, bisogna sostenere. Allora io sicuramente vi dico che qualcosa facciamo come Partito Democratico in Commissione Bilancio, sono disponibilissimo a farlo tutti quanti insieme nel modo più ampio possibile, ma deve avere i requisiti di essere almeno entrare nella discussione e poi avere almeno, diciamo, non dico l'80 ma almeno il 50% di possibilità di essere discusso, perché poi la discussione non è una discussione facilissima, è una discussione che in poche ore, un paio di giorni, bisogna trovare l'assenso del governo, che ovviamente deve dire sì, questa cosa qua la posso fare perché ho i soldi, perché ho la copertura, perché sta dentro le regole che mi sono date, eccetera eccetera. E ovviamente questo è un mestiere che ovviamente deve fare la maggioranza di governo, no? L'opposizione giustamente può limitarsi a dire c'è l'esigenza e forse per le mie proposte. Convincere il governo, per loro può anche essere che se è contrario va pure meglio, ma per noi bisogna convincere il governo perché arriviamo al risultato. Questo lo dico indiscutibile, poi indiscutibile. Restiamo così e ci vediamo venerdì 3. Ok. Solito posto, solita ora.